informo che non ho mai invidiato tanto il Ducoli che sta bevendo la sua birra come adesso. Alla faccia mia che mi tocca cominciare invece lui l'ha finita. E già questo lo pone in una condizione di vantaggio. Allora, io e Ducoli, a fronte di quello che ha detto qualcuno che deve aver visto l'intervista di cui parlava Mazzucchelli su YouTube, non è vero che ci odiamo, perché poi sai una cosa che va di bocca in bocca e dice che vuoi che te becca col Ducoli su internet. Non è vero, io e il Ducoli ci conosciamo da un sacco di tempo e io credo di poter dire che c'è anche stima reciproca. Cioè da parte mia sì, da parte tua non lo so. Mi insulta abbastanza di frequente, ma penso che lo faccia con affetto, insomma. Devo dire che di tutta la sua immensa produzione, da Rosso, come si chiamava la cassetta? Rosso qualcosa? Ecco, fino a Piccoli animaletti, ha fatto tante cose, alcune mi piacciono, alcune meno, ma non ce lo mandiamo a dire di solito noi quando le cose che facciamo ci piacciono o no. Devo dire, e non lo faccio per fare il lecchino, che quello che ha fatto stasera è una delle cose più belle che io abbia visto di Alessandro Ducoli, tant'è che hanno registrato la serata, presumo diventerà un CD, e se diventerà un CD ne vorrò una copia perché mi è piaciuto. Un complimento grosso ad Alessandro Ducoli e ad Andrea Infide. Per quanto riguarda invece che cosa fa me, io devo anche tirare un po' le orecchie ad Alessandro Ducoli, perché l'idea del Mazzucchelli qual era? Lui mi ha detto, mi è venuta un'idea e se no che sto chiedendo fogli pure. Le idee del Mazzucchelli possono essere vincenti ma possono anche trasformarsi in una grande boiata. Te e il Ducoli insomma che ti sei fiabe. Sembra bello, il contesto sembra molto bello. Il problema è che mi spiegate voi che fiaba ha raccontato il Ducoli, cioè si è fatto una roba musicale innanzitutto molto più articolata, molto più complessa e soprattutto della quale io ero completamente all'oscuro. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Quindi me sono restata la prima idea. La prima idea qual era? Che chiede che sia una favola. Quindi io da lì non mi sono mosso. A questo punto è chiaro che se me è un po' il Marte. Perché lui la faccia una roba, porco cane, preparata, non ha detto mezza, a parte che era di 28 anni, che quella non era scritta e si vedeva, il resto era minimamente curato nei dettagli. Che i miei dettagli? Quaterfoi stampazza anche male perché con la stampante che la comincia col blu e la finisce col rosa. E chi mi aveva ne cambiare i cartucci proprio in più. Tanto che adesso anche il rosa. Allora, perché l'idea di Mazzucchelli è un'idea ottima? Perché il contesto di Somas è un contesto da fiaba, ma non retoricamente parlando perché è bello. Perché una volta il luogo, lo saprete meglio di me, il luogo dove si raccontavano le fiabe ai bambini ma anche agli adulti, qual era? Era la stalla. E quindi ci sta il raccontare una fiaba in un contesto come questo veramente da cascina di una volta. Però, se oltre chi presente, le fiabe bergamasche non erano proprio quelle fiabe che noi siamo abituati a sentirci leggere prima di andare a dormire. La fiaba bergamasca era una fiaba che aveva delle figure ben precise che si ripetevano. Io parlo di fiaba bergamasca, ma poi in realtà è anche bresciana, è anche valtellinese, insomma tutta la zona delle Alpi bene o male si rifà a questo stereotipo, dove c'è di solito un eroe, una serie di difficoltà che deve superare, alla fine c'è il premio che di solito è il matrimonio con la principessa. In mezzo ci sono delle cose anche molto molto cruente. Conoscete voi le fiabe più o meno, quelle bergamasche? Mai sentite? Ma fai un esempio, cioè erano anche, che si diceva che nelle cascine ci si ritrovava a chiudere i fiabe ma anche storie de pura. E io era storia de pura dal buon porco cane, io ne ho lette alcune, e oltre che Dario Argento, del tipo, era una notte buia, faceva freddo e pioveva, nel villaggio c'erano 3 signori, ricchi, arroganti, cattivi, spietati, piene soldi.
Piede Schulz, vabbè. Serve per renderli ancora più antipatici. Il piede Schulz, che stasamo si va. Arrivò un vecchino, gobbo, affamato, piede rogne, sotto l'acqua, tre battiti, e chiesi umilmente se poteva avere una ciotola di minestra e un tozzo di pane. Avrai rispondì cos'è? Cosa? Non vedi che stiamo mangiando il pollo? La domestica, come si può dire, impietosita dalle condizioni del vecchino, gli diede di soppiatto un tozzo di pane e una ciotola di minestra, e lui le disse: dopo che il campanile avrà battuto la mezzanotte, corri a casa e non voltarti! E immaginando una stalla, io che ti era partita per Cindria, A mesa no, cosa può essere successo? Uno dice: mia, che sarà arrivato l'eroe sulla crapa al gun. Legnida su la montagna, trega, la quarta sotto, castel, chi si è salvato chi? Il vecchino e la domestica. Queste erano le fiabe bergamasche, ma proprio c'erano dei particolari, con arti amputati, crape chi volà in giro. Veramente cose. C'è Cinelli che c'ha una canzone, non so se l'hai presente, che parla della gamba, la gamba d'ora. Le strie? No, non le strie. Ah, la gamba d'ora? La gamba d'ora. La una che le dreca la lavora con la ranza e che via la gamba, e tolte gamba, da lì parte tutta una storia, però già il fatto che una che parla gamba era una storia del genere. Io siccome invece volevo siccome volevo invece lavorare su un altro concetto, ho fatto un'altra scelta. Erano indecisi se chiamare Tiziano Incani o se chiamare il Beppi. Me diciamo il Beppi, perché? Perché mi sembrava il contesto giusto per recuperare una forma di comicità che è stata quella che ha caratterizzato soprattutto la prima parte della mia carriera, che la mia è una carriera lunghissima, però insomma è design. All'inizio, se qualcuno ricorda il Beppi, la cosa che più ha fatto leva sul pubblico è stata la stridenza tra la nostra parlata e tutto quello dove questa parlata sembrava centrare poco. Il fatto che già uno si presentasse e dicesse "Spalto rue, bertoniera, rampa pa", faceva ridere. E faceva ridere perché non si era abituati a sentire il bergamasco, cioè lo si era abituati a sentirlo, ma in contesti molto più folcloristici, molto più vicini alla canzone popolare. Invece questa lingua così aggressiva su una roba strana dove non eravamo abituati a sentirla, la fa aggrignare. Io all'inizio ho un po' calcato la mano in questo senso, proprio perché mi divertiva questa forma di umorismo. Dopo un po', secondo me, la tora. Però, certo, cioè, se fossi lì dopo 7 anni a dire ancora "Spanturru, betoniera" e a non andare oltre, credo che il Beppi sarebbe limitato. Ho cercato di fare altro, dopo il più capiasse mia, che la mut. Però, io mi ricordo che all'inizio, parlo dei primi anni 2000, faceva ridere anche solo il cantare una canzone in italiano facendo capire al mondo che si era di Bergamo. E io avevo preso spunto dai locali che facevano il karaoke, che in giro via l'Hollywood a Unur, l'Alexander a Clusù, o il Beautiful a Loer. E i più arditi si spingevano fino al Bar Zanucchi di Peia. Bar Zanucchi di Peia, proprio chi che anche il martedì veniva a cantare karaoke. Chi oltre il venerdì sa, anche da solo Zanucchi. E io mi ricordo, quando non cantavo, perché anch'io cantavo, che ascoltando quegli altri, che era più che al PD a mia is Milano. Magnan Pegnas, cioè per dire, partiva, vedevi la scritta "Come mai Max Pezzali". Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia, sempre il mio de cinisè. Anche a cantare te tolcatà e foga lì a Berga, no? E allora io mi ricordo che facevo delle canzoncine anche nei locali dove non cambiavo neanche il testo, non è che lo traducessi in bergamasco, lo facevo in italiano, senti che
dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa star male. Sono le illusioni per muovere le mani, non siamo mai così vicini. Ah! Famo a grigna, vedresti in giro a fare ste spettacoli di San Pa, che forse può anche più successo. Questo chi a far pleno. Questo chi a far gleno, me. Vabbè. Ma io e la mia signorina stiamo bene insieme. E il top era quella di Elisa, quella che gli faccia giù con Ligabue. Aspetta, com'era là? Com'è quella lì di Elisa con Ligabue? Quante cose che non sai di me, quante cose che non vuoi sapere. Buona, 2011, tutto lo spettacolo così. Potta. Allora, partendo da questa cosa, cioè di prendere una cosa in dialetto e di portarla in un territorio dove il dialetto non c'entra, io parto da lì. Cioè, siamo partiti dalla fiaba e io resto sul territorio della fiaba. Ho scelto una fiaba che poi blocchi Galasciano. Biancaneve e i 7 nani. Biancaneve e i 7 nani perché? Perché secondo me è più bello prendere Biancaneve e i 7 nani e collocarla nel nostro contesto. È talmente forte la stridenza che secondo me la cosa diverte di più. Cappuccetto Rosso, per esempio, la resa moppia de Berga, cioè Biancaneve non ce la vedi di Bergamo, dai. Ce la vedi Biancaneve nata a Clusone. Cappuccetto Rosso invece no, la vedresti una Verdis. Cioè, come ve la immaginate Cappuccetto Rosso? Bella rosa, coi pomelli, nostra nota insomma. Vado dalla nonna! Porta la pagnotta! Ce la vedi Cappuccetto Rosso? Deve vedi, dai. Poi la nonna! Faccio il lupo, La ciappa del lupo è la pesata a me! Tra piane che c'è la... Si findu che la piane che c'è... Piane e c'è... Vabbè. Stridenza perché? Vi faccio sentire per esempio... Allora, che sposta il tavolo che... No, tranquillo, mi sposto io. E quando un punto qui sbassa la perché, ecco. Vi faccio sentire un narratore bravo come farebbe a iniziare Biancaneve e i 7 nani. Era una fredda giornata d'inverno. Bianchi fiocchi cadevano volteggiando dal cielo come piume leggere e una regina sedeva ricamando accanto alla finestra aperta. Mentre così se ne stava, ricamando e guardando la neve, si punse un dito con l'ago e 3 gocce di sangue rosse come rubini caddero sul bianco manto nevoso. Ok, questo è il modo in cui uno bravo comincerebbe Biancaneve. Oh, se potessi avere una bambina. Gli mettiamo anche una bassettina musicale. Era una fredda giornata d'inverno. Bianchi fiocchi cadevano volteggiando dal cielo come piume leggere e una regina sedeva ricamando accanto alla finestra aperta. Mentre così se ne stava, ricamando e guardando la neve. Altra soluzione. Era una fredda giornata d'inverno. Bianchi fiocchi cadevano volteggiando dal cielo come piume leggere e una regina sedeva ricamando accanto alla finestra aperta. Mentre così se ne stava, ricamando e guardando la neve. Quindi basettine tipo fiaba, jazzy, flauti. Se io voglio portarla nella bergamasca devo usare qualcosa d'altro. Era una fredda giornata d'inverno, i bianchi fiocchi cadevano volteggiando dal cielo come piume leggere e una regina sedeva ricamando accanto alla finestra aperta. Mentre così
Mentre se ne stava, ricamando e guardando la neve, si punse un dito con l'ago e 3 gocce di sangue rosso, come rubini, caddero sul bianco manto nevoso. Tanta era la bellezza di quelle 3 stille rosso fiamma sul bianco immacolato che la regina pensò. E qua c'è la prima pausa. La regina pensò: che accento diamo alla regina? Me la fares ma comarota de paese, tipo: ah, se potessi avere una bambina coi capelli neri come l'ebano, come i crape che mi ha portato dalla Nigeria, dalle labbra rosse come il sangue e dalla pelle bianca come la neve. Poco dopo diede alla luce una bambina a cui fu dato il nome di Biancaneve, ma poco dopo si ammalò gravemente e morì. Quando il fa la chiurta chi li fa? È morto, vai. Un anno dopo il re si risposò. La sua seconda moglie era bella, ma anche gelosa e crudele, e non poteva tollerare neppure il pensiero che esistesse al mondo qualcuna più bella di lei. E qui apro 2 piccole parentesi. Ma gli uomini, il minimo del potere decisionale zero, o il re all'ossia dei Ganazzetta che la chiamava Biancaneve, possibile che arrivi la matrigna alla comanda lei? Sì, possibile. Se penso a tanti miei soci quando ho fatto l'amore, possibile. Poi qui dice la seconda moglie era bella ma anche gelosa e crudele. Io adesso che immagine abbiamo noi di Biancaneve e i 7 nani? Quella di Disney soprattutto, no? La regina, adesso, detto tra noi, tanto se che mi attaccia. Più Biancaneve o più la regina cattiva? La regina cattiva. La regina cattiva nella versione di Disney è un gnoccone. È un gnoccone anche Biancaneve. Però magari Biancaneve tal galera mia con i medandini così, gli elefantini celesti, fa più genere teen. E chi che ha il poster di Miguel Bosé, no, Miguel Bosé una volta. Miguel Bosé, quelle poster mia di nude di chi di adesso, che è o il Marco Carta. Ecco, il poster del Marco Carta Biancaneve. La regina cattiva, la dica via cosa legando il cassette. Poi con quella mascherina lì che c'aveva su, sembrava quelle tipe. Chi di voi gira su quei siti tipo? Chi presenti del latex? Chi quarciasuda è tutta di gomma nigra? Per mi andava oltre perché anche si deve. La semana non è chi è la regina cattiva. Detto questo, vado avanti. Ah, ecco, sì, certo. Biancaneve potrebbe essere francese, sì. La regina cattiva è sicuramente tedesca. Possedeva uno specchio magico e ogni giorno chiedeva, altro dilemma, che accento diamo alla regina cattiva? La regina cattiva è una giunfuna, È chiaro, potrebbe essere di Rovetta, sapete quelli di Rovetta? A chi di Rovetta gli riscigai mi permette, dico che sono di Rovetta, sono io di però lo ammetto, candidato. Cioè, la regina cattiva è piena di sé, è chiaro, la che fa la domanda a Spez, quindi la pederei spista a Ruetta, parlate a Ruetta. Chi presente come parla chi da Ruetta? I galati, i patate, i scale, la farina bramata, la stua ingolfata, no? Più chi da non, chi da magari no, però c'è un altro paese in Valseriana dove secondo me gli è più sgiunfu di chi da Ruetta. Chi è il sgiunfu per antonomasia? Chi da lì? Chi da lì? Quando fai i fuochi, gli dura 50 minuti. Non ga fa, poi non ga soldi. Quindi alla regina cattiva diamo un accento valgantinoso. Dov'è la poche la domanda? Domanda allo specchio. Specchio.
specchio delle mie brame. Specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Mi spezza il fare sterù. C'è che oh mia regina, ci sta nessuno, che bella idea. L'unica alternativa che possiamo dare allo specchio, se proprio non vogliamo fare quelli che spezza che va terù, potremmo dargli la voce della segreteria. I presenti, quelli del chiamatore vocale, quelli che quando chiami tipo chi di voi? Galli ce l'ha, l'animale da cortile c'ha il telefono che quando gli arriva la telefonata senti Stefano Cocchetti, Bobo Aiolfi, che è pericoloso. Io se ce l'avessi per esempio sarebbe una cosa, cioè rischierei per esempio che un giorno suona e si sente rompicoglioni. Alcune cose le memorizzo in modo tale che io riesco a riconoscerli, però è bene che non spaccavale, prisma, cola. Vabbè, facciamolo. Oh, mia regina, non ci stanno nessuno più belle. Intanto Biancaneve cresceva e diventava sempre più bella. L'invidia della regina cresceva di pari passo con la bellezza della fanciulla, tanto che la costringeva a vestirsi di stracci e a fare la serva. La principessina affrontava ogni fatica senza un lamento, anzi sempre allegra e sorridente. Solo un desiderio era solita confidare cantando alle amiche colombe. Ma sparai ai social una colomba. Che poi le colombe sono quelle bianche che tirano fuori i maghi dal cilindro o sono quelle grigie e nere, quelle che ricoprono di guano i monumenti? La colomba è la femmina del colombo? O sono due uccelli diversi, la colomba e il colombo? Vabbè, comunque io non me mai è la mia socio del colombo. Cioè, uno di quei colombi che ci sono giù dove c'è la Camera di Commercio a Bergamo. Che è mia socio. Ci passò il colombo e dica, vedi quella là, mi piace ma non so come dirglielo. Cosa mi dici colombo? Vabbè. Era solita confidare alle amiche colombe. Il desiderio era questo, incontrare presto l'uomo dei suoi sogni. Direi più che lecito. Però si apre un'altra parentesi, cioè Biancaneve era solita confidarsi cantando. Cantando cosa? E già qui spostiamo Biancaneve di epoca, perché se noi Biancaneve la immaginiamo tra noi, a Bergamo, a Lev, cosa canta Biancaneve? Una con le mutandine con gli elefantini celesti, io ce la vedo cantare roba tipo Valerio Scanu. No? Oh, mi molto cosa cantare. Marco Carta, Meneguzzi. Io la vedo abbastanza così. Se fosse una Biancaneve un po' più amante magari di quella musica, potrebbe essere una roba così. Se la vedo Biancaneve con in mano sostanti painetti. Uomo per me, fatto apposta per me. Ah! È forte con me, da uomo sa dir parole d'amore. Ma ciò che amo in noi. Brava Biancaneve. Un po' più raffinata. Già più Andrei Cuto. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto come stai? E penso a te, dove andiamo? Ma noi così facendo
sottoscriviamo un luogo comune, che Biancaneve debba essere per forza una tipina romantica, la classica femmina, che ascolta le canzoni da femmina. E se Biancaneve ascoltasse una roba così? Io voto questa, per me Biancaneve ascoltava i Cannibal Corpse. Te ma è ignare chi ascolta i Cannibal Corpse. Biancaneve poteva essere una di quelle che lì sogna il principe azzurro. Una che, te, quando avevi 12 anni sognavi il principe azzurro, ascoltavi i Cannibal Corpse, non è che sei meno romantica di quella là che ascolta Marco Carta. E allora? Vabbè. Lo so io. Un giorno, mentre si trovava accanto al posso, le bianche colombe le confidarono un segreto. Questo, dissero tubando, come si fa a tubare? Questo, dissero tubando, è un pozzo incantato. Ce ne vedo troppo tanto col cellulare in mano io le colombe, cioè troppo tipo socie di 15 anni fuori dal laboratorio. Questo qua è un pozzo incantato. Praticamente tu esprimi un desiderio affacciandoti al pozzo e poi se senti l'eco praticamente il desiderio viene troppo fuori, cioè è troppo sicuro che ti esce tutto. Così Biancaneve sussurrò. Come fare l'accento delle falese, sua madre della neve o delle falese. Ciao a tutti, sono Biancaneve. Vorrei tanto trovare qualcuno che mi ami. Anche qui, cioè, purtroppo è vero che noi bergamaschi subiamo del razzismo linguistico, perché tutte le volte che apriamo bocca, te stasera è verga, che brutto accento che c'avete. È vero, no? Siamo vittime di pregiudizio, però un po' è vero, cioè un po' non ci avvantaggia questo, cioè, è una che la tadis, due. Ciao a tutti, sono Biancaneve. Vorrei tanto trovare qualcuno che mi ami. Guarda. Vero per romanticismo brache. Non appena l'eco le rispose, nell'acqua del posso apparve un bel principe su un cavallo nero. Il principe guardava Biancaneve con tanta ammirazione che la fece arrossire e fuggire timidamente nella sua stanza. Calvede che il principe. Guardate Biancaneve che le vuole. Non mi guardare così. Tu mi metti addosso l'ansia. La regina di lontano aveva assistito a tutta la scena. Subito impallidì per l'invidia e corse a rivolgersi al suo specchio magico. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio le rispose: tu mia regina sei sempre bellissima, ma Biancaneve è più bella di te. E non ci ha detto l'altra volta, quante volte lo devo ripetere? La regina non poteva tollerare una rivale. Porco giù la castagna dentro. E così convocò un guardiacaccia suo fido e gli disse: porterai la principessa nella foresta, tu non a fare nanne asì. Se no vai là verso la malga lunga. Mi porterai il suo cuore come segno del delitto. Il guardiacaccia portò Biancaneve nella foresta, ma al momento giusto non ebbe il coraggio di ucciderla. Le intimò di scappare nella foresta e sulla strada del ritorno uccise un cerbiatto per portare il cuore alla regina. Dunque lì, uccise un cerbiatto. Da prendere sotto col trialo. Porco cane. Lui è uno che si occupa delle foreste, ucciso come si fa la fine di Esparnego.
uccide un cerbiatto. Biancaneve corse perdifiato nella foresta, fin quando non arrivò in una radura dove sorgeva una minuscola e graziosa casetta. Entrò e capì che ci viveva qualcuno e pensò che abitassero 7 bambini senza mamma. I dipendenti fecero. C'erano infatti 7 piccole sedie impolverate, 7 piattini sporchi, 7 camicine sporche e polvere e ragnatele dappertutto. E la cara è zuso. Biancaneve non stette a pensarci su. Prese scopa e strofinaccio e di buona lena ripulì ogni cosa. Gli la folle calco spruzzino. Poi salì al piano superiore e vi trovò 7 lettini di legno. Vi interessa a voi bambini la fiaba? Sarebbe per voi, 7 lettini di legno. Su ciascun letto era inciso un nome: Dotto, Gongolo, Eolo, Cucciolo, Brontolo, Mammolo e Pisolo. Dragon Perti, barzellette tipo: qual è il nano che va sempre al mare? Jesolo. Qual è il mare, il nano che va sempre in montagna? Foppolo. Qual è il nano che... Eccolo. Guarda, passa lì, Sai chi me l'ha contata su questa? Peter Barcella. E c'ha tutto un dire, insomma. Che strani nomi, pensò Biancaneve. Poi, siccome era molto stanca, si addormentò sui lettini. Gli abitanti della casa erano 7 nanetti che lavoravano nella miniera di diamanti vicina. E qui ci sta un collegamento iper mega culturale con la cultura bergamasca, con la storia bergamasca. Erano dei minatori i nanetti. E quindi di dove possono essere? O Scalvini o della Val del Riso, o no? Goren, di due là. Già fa del due là o già fa del Goren? E di due là, dai, fa del due là. Camuni, dai, in onore a Camuni. Sellero! Che era il miniere a Sellero? Meglio di quelle della Val di Scalda. E tu, guarda che tete è ospite. Diamanti così. Che le fino a prova contraria le mie muove al camone. Ne parliamo dopo. C'era Portolo. Rantolo, che mi sta sempre male. Schissalo. Ma anche qua, pensate alla stranezza di uno che fa giù una fiaba. Ma perché nani? 7 nani? Che le fa, pensare 7 nani. Rientrando trovarono Biancaneve e decisero di ospitarla. Che sforzo. Raccomandandole di essere estremamente prudente per via della regina cattiva. Per Biancaneve iniziò un periodo sereno, con nuovi amici e a contatto con la natura. Ma un brutto giorno, e qui ci vorrebbe Kutov che fa... Ma un brutto giorno, perdito il segno. Ma un brutto giorno la regina cattiva chiese di nuovo allo specchio chi era la più bella del reame. E lo specchio magico le rispose: al di là dei 7 monti, al di là delle 7 valli c'è la casa dei 7 nani in cui vive Biancaneve. È ancora più bella idea. Sorvolerei sui commenti sullo specchio, veramente una spia schifosissima. Una volta si limitava a dire chi era la più bella, adesso dice anche dove la sta Biancaneve. I 7 monti, secondo me, potremmo associarli ai 7 rifugi del Sentiero delle Orabie. Quindi potrebbero essere l'Alpecorti, i Laghi Gemelli, il Calvi, il Brunone, il Coca, il Curò e l'Albani. La regina decise di uccidere Biancaneve. Prese una mela bellissima, il Pomme d'Or. E la immerse in un veleno magico. Poi si trasformò da mendicante ed andò alla casa dei 7 nani. A questo punto c'è da dire che la regina cattiva, oltre a essere una bella gnocca, lei è come Mario Polet. Perché per andare oltre la casa dei 7 nani bisogna fare 5.000 metri di dislivello con 7 rifugi e fare tutto il Sentiero dell'Europa. Con
complimenti alla regina cattiva, regina amante del trekking. Biancaneve stava preparando una torta e impietosita le offrì una fetta. In cambio la strega travestita le diede la mela e Biancaneve diede un morso. E la frutta? Bambini, se vedete perché lavare la frutta? Se no, incantesimo della regina cattiva. Subito cadde a terra addormentata, sembrava morta. La strega fuggì felice. L'unico antidoto era il primo bacio d'amore. Credeva che i nani, vedendola morta, l'avrebbero sepolta. Ma i nani disperati non vollero separarsi da Biancaneve e la misero in una bara di cristallo nella foresta per vegliarla in continuazione. Macabro, eh? Te immagina che era in giro a Fons. Insomma, stu Sirria, a gira del pagher, bam, è una bara, continua. Al minimo il palo a terra. Andato è una bara, messo al bosco. Che t'ha fuggito ci fosse, Chi è pura. Viene poi da chiedersi, oltre a questo particolare macabro, ma queste sono più paranoie che mi tiro io che potrei anche evitare. Ma è la cos'è Biancaneve in fratello? La chi è anche una plebotecada? Per forza. Passò molto tempo. Un bel giorno un principe su un cavallo che andava prima in giro. Stasera. E il principe che vede per cuffre, tutte stesse be, con la sua camisina firmata. Ma di quello che era che c'è un sacco di gnocca. Un bel giorno il principe su un cavallo nero sentì la gente del villaggio parlare di quella meravigliosa fanciulla che giaceva addormentata nel bosco. Il suo cuore diede un sobbalzo. Si trattava forse della bellissima fanciulla che aveva visto un giorno a palazzo e che non era più riuscito a trovare? Che poi anche sto particolare. Non me lo stampava come lo trovava. Non c'è nella prefazione che Biancaneve era andata un giorno a palazzo. Gli ha messa su due fiabe e a Cenerentola che l'altra. Vabbè. E forse non è più riuscito a trovare? Subito cavalcò fino alla radura nel bosco. Il principe. Di dove lo facciamo? Il principe, anche solo per essere principe, è per me Isdebergen. Non ce lo vedo il principe che... Oh, principe a me, su di te! Cioè, mi ha polvoccia. Su di te! Non ce lo vedo. Che chiedi milanese? Un po' sì, ne? No, ma non si devono offendere perché è un complimento tutto sommato. Il principe in quanto un po' più raffinato, un po' più... Io ce lo vedo milanese, cioè. Oh, sono il principe. Oh, l'altra volta sono andato in quel paese lì che c'è il nome che sembra una malattia, Cerete. Oh, non ci ho trovato praticamente niente, cioè alle 23:30 c'era già tutto chiuso. Però ho visto un paio di indigene locali. Porco cane, meritano. Se quella lì che dorme nel bosco è uguale... La sveglio io a tipo. Quando la vide non ebbe dubbi. Era proprio quella fanciulla che aveva incantato il suo cuore. Ed era morta. Non è morta, è l'urma. La regina, la prima che gli è morta, che era proprio segata fosse. Mestamente il principe sollevò il coperchio di cristallo e si chinò per dare un bacio al suo amore perduto. Immediatamente Biancaneve aprì gli occhi e sorrise. Senti quello che ascolto io.
E il principe disse: dopo falla fare. Questa sarà la canzone del nostro amore. Quando l'ascolteremo alla radio penseremo al primo bacio. Vabbè, cattiva, Sogniamo come la facciamo, Damnation forse, no? Quel primo bacio d'amore aveva spessato l'incantesimo. Così il sogno che un giorno Biancaneve aveva confidato al posto dei desideri divenne realtà. Il principe la fece salire sul cavallo e partì con lei verso il suo palazzo tra le nuvole, dove vissero per sempre felici e contenti. Questo è il finale che è arrivato a noi. Il finale vero non è così. No, ma non è una battuta, è vero, Io prima sono partito dicendo di storie de pura, da chi là che gugolava i gambe in giro. La mia ricerca online ha trovato altri due finali. Il primo, sempre di quelli lì, tipo caramella. Mio Salvatore, disse Biancaneve, ti ringrazio, con il tuo amore hai spezzato l'incantesimo della regina. Poi Biancaneve vide i nanetti impazziti dalla gioia, li abbracciò e diede a ciascuno un bacio. Senza poter aspettare nemmeno un giorno di più, il principe chiese subito a Biancaneve di sposarlo e di andare a vivere nel suo castello. La fanciulla accettò e le nozze vennero celebrate nella più grande gioia. Biancaneve, pur diventando regina, rimase sempre semplice e dolce. Ma allora celebra, così come l'avevano conosciuta i nanetti quando si era persa nel bosco. Doveva fare la politica, secondo me, Biancaneve, una che nonostante occupo, adesso sono ministro ma resto una di voi. E la strega cattiva? Ah no, aspetta, prima che questa. Il principe fu un re buono e giusto e amò Biancaneve per tutta la vita. Capite? Dio Beccu. L'avevamo lasciato beccone, adesso lo troviamo fedele. E la strega cattiva, ignorando l'accaduto, continuò a domandare: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Finché un giorno lo specchio rispose: sappi che Biancaneve è ancora viva. È sposata con un principe del 1000 volte più bello, e a quel punto la fracca proprio si specie. Ah, specchio traditore! Sapè, a ta fracca intera! Urlò la malvagia regina gettandolo a terra. Non è vero, dimmi che sono io la più bella del reame. Ma lo specchio, ormai in frantumi, non poteva più risponderle. Così la regina, chiusa nella sua torre, continuò a strepitare e a gridare, verde di rabbia e brutta come una strega per tutta la vita. Finale numero 2. Finale numero 3, originale dai fratelli Grimm. La regina cattiva da principio non voleva più assistere alle nozze, ma l'invidia la tormentò al punto che dovette andare a vedere la giovane regina. Entrando, vide che non si trattava d'altri che di Biancaneve e impietrì per l'orrore. Ma sulla brace erano già pronte 2 pantofole di ferro. Quando furono incandescenti gliele portarono ed ella fu costretta a calzare le scarpe roventi e a ballarmi finché le si bruciarono miseramente i piedi e cadde a terra morta. Questo è il vero finale di Biancaneve. E se riacciamo a storia da pura, da prima, perché fondamentalmente Biancaneve e i 7 nani appartiene ancora probabilmente a quella corrente lì. Chiaro che oggi forse è meglio dire che la regina è cattiva, ma è a sceppone nel bus, è morta lì. Grazie! Attendo che Alessandro Dugoli mi faccia tutte le sue 5.000 critiche che si è già preparato con il suo block notes. Come Mourinho. Ma della tua che è? Io salgo se sali tu. Se no ascoltiamo una canzone nel frattempo.